la bellezza, la bravura di Luca Napoli secondo me è che ogni anno trova una tematica diversa, accende la luce su Catania, che non è una cosa che fanno in tanti, porta 20.000 persone allo stadio e accende, ripeto, la luce su problematiche serie. Io poi sono fiero di essergli amico e sono, anche se faccio toccate e fuga di 18 ore, mi piace esserci perché mi rende fiero il fatto che la mia città possa organizzare, possa ospitare eventi di questa portata che non sono soliti in Italia, quindi bravo Luca. E poi chiaramente sulla tematica stop al femminicidio è inutile che aggiunga altro, perché già soltanto lo slogan dice tutto. Sul tema di rispettare le donne, perché sono cambiati i tempi e io mi rendo conto, poi parlo per esperienza personale, quanto siano importanti ad esempio le donne all'interno della vita di un uomo, di un essere umano, di una famiglia, di un figlio. Poi io odio ogni tipo di violenza, quindi per me è inammissibile ed è assurdo ancora doverne parlare nel 2024, però mi rendo conto che è un problema e spero che questa giornata possa un minimo o un massimo sensibilizzare anche questi ragazzi. Guarda, l'attenzione da rivolgere alle donne parte subito dalla famiglia. Quando un uomo incomincia ad avere 15-16 anni già è troppo tardi, è l'educazione che bisogna dare ai figli, di trattare le donne come devono essere trattate, bene. Purtroppo se ne sentono sempre di più, i social ci fanno anche scoprire tante cose, ossia tutte le schifezze che gli uomini continuano a fare, nonostante questo continuano ad esserci tanti femminicidi. Essere a Catania per una cosa così importante è importantissimo e, come dicevo, farlo al sud è ancora più importante, vuol dire che si è emancipato, vuol dire che comunque le persone cominciano ad essere ricettive e soprattutto avere tanti uomini che parlano di questo è un primo passo per cercare di educare gli altri uomini. Perché gli sportivi sono sempre dei personaggi che riescono a far seguire il loro movimento e soprattutto a dare degli indizi. Per il fatto del femminicidio, istruire, no? Fin da piccoli anche questi ragazzi che c'erano oggi allo stadio per capire il rispetto delle donne, no? E allora noi ci mettiamo una causa importante davanti e cerchiamo sempre di far parte a questo evento, e soprattutto questo organizzato da Luca Napoli è sempre un evento bello, io ci sono tutti gli anni e soprattutto trova sempre il canale giusto per farsi rispettare. Le donne vanno rispettate, le donne vanno amate, e di farlo fin da piccoli, perché poi si trovavano molti ragazzi delle scuole, hanno le ragazze in aula con loro, in classe con loro, quindi insomma il rispetto è fondamentale.